Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus, il nostro spazio di approfondimento dedicato oggi alla situazione nelle carceri, una situazione di piena emergenza, lo dicono con cadenza preoccupante da una parte le aggressioni agli agenti, i suicidi dei detenuti, le evasioni, dall'altra le notizie che ci dicono che in cella entra di tutto, droga, cellulari, pistole. Sono in realtà due facce della stessa situazione, perché dove mancano gli spazi e dove manca il personale vengono a mancare anche le condizioni minime di sicurezza per fare i controlli. Ne parliamo con i nostri ospiti, do il benvenuto a Gennarino De Fazio della Wilpa Polizia Penitenziaria, benvenuto. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. E poi con Giovanni Villari, garante dei detenuti di Siracusa, benvenuto anche lei. Salve, grazie ancora per l'invito. Allora, Gennarino De Fazio, qualche giorno fa, in occasione dell'ultima notizia di cronaca, lei mi diceva che in realtà voi un po' siete rassegnati, nel senso che sì, le carceri sono delle vere e proprie piazze di spaccio dove circolano talmente tanti cellulari, che questa è una delle notizie che noi spesso diamo, che ormai è quasi inutile sequestrarli. È proprio così? Noi non siamo rassegnati, anzi lo denunciamo costantemente, e quelle che lei ha citato non sono mie parole, ma io riprendevo ciò che disse l'attuale procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo di fronte alla commissione antimafia quando era procuratore di Napoli. Disse più o meno testualmente che le carceri sono piazze di spaccio e circolano così tanti telefonini che neanche più li sequestriamo. Ora, paradossalmente, era il 2019, da quell'anno la situazione è addirittura peggiorata, anche perché è stato introdotto il reato per l'introduzione, la detenzione di telefonini, smartphone e strumenti di comunicazione in carcere, agendo solo a valle del problema con la repressione e non a monte con la prevenzione. Questo ha fatto sì che sia aumentato il valore di mercato illecito degli strumenti di comunicazione, quindi dei cellulari in carcere, che valgono il triplo di quanto valgono fuori. Per cui la criminalità organizzata e non ci fa affari di smerciare i telefonini in carcere, e quindi se ne trovano a ghiosa, ma attenzione, quelli che si trovano sono solo la punta dell'iceberg. E fra l'altro voglio aggiungere che magari un tempo i cellulari, qualche cellulare circolava ma veniva tenuto ben nascosto. Adesso sono gli stessi detenuti che fanno i video e poi li mandano sui social, così si scopre che appunto c'era un cellulare in quel carcere. Sì, dimostrano, come dire, una certa sicurezza nel sapere che possono violare le regole senza che si riesca a intervenire in maniera tangibile per ridurre quantomeno il fenomeno. È una forma, come dire, di spavalderia, dove vogliono testimoniare anche diciamo il loro, chissà, spessore criminale attraverso i video su TikTok. Ovviamente anche una presa in giro delle istituzioni, a cui le istituzioni evidentemente non sono in grado di reagire, perché tutto questo è determinato da una serie di fattori da affrontare appunto a monte e non a valle del problema, partendo dalla questione degli organici della polizia penitenziaria, partendo dalla formazione della polizia penitenziaria, che è stata ulteriormente ridotta fino ad arrivare, pensate, a 60 giorni effettivi, di cui molti con didattica a distanza, situazione che non consente da un lato di formare adeguatamente i nuovi agenti, ma anche per converso di conoscerli approfonditamente, e quindi, come dire, si corre il rischio di avviare al lavoro in carcere giovani agenti che magari non possono sostenere il peso di quello che è il lavoro gravoso oggi di poliziotto penitenziario, e anche, ai noi, addirittura qualche infedele qualche volta, perché appunto una formazione così ridotta
non consente neanche di individuare coloro i quali eventualmente non siano portati, mettiamola così, per questo tipo di lavoro. Ancora prima della formazione però c'è questa voragine della carenza di organico, si parla di 16.000 detenuti in più rispetto ai posti disponibili, mentre mancano ben 18.000 agenti. Il risultato è un mix esplosivo che ci dà un dato di 3.500 aggressioni l'anno. Fra le cause, anzi i risultati di questa situazione fuori controllo, ovviamente ne fanno le spese gli agenti di penitenziaria, ma naturalmente anche tanti detenuti. Lo sa bene Giovanni Villari, garante dei detenuti di Siracusa, che appunto anche oggi è stato dietro le sbarre, tra virgolette, perché ha contatto con i detenuti. Giovanni Villari, ce l'abbiamo? Ecco, lo vedo. Ecco, Sì. che situazione ha trovato all'interno del carcere di Siracusa? Ma è la situazione che trovo spesso, sempre. Sostanzialmente non c'è un mutamento positivo come ci aspettiamo che avvenga prima o poi. Si parla di sovraffollamento, si parla di malessere anche degli agenti che hanno tutta la mia solidarietà. Sono amico con molti di loro, anche adesso ne ho incontrati alcuni prima di venire qua da voi. Il problema, come diceva anche l'ospite che mi ha preceduto, dovrebbe essere affrontato a monte e non a valle. Il principio mi sta bene pure a me. Credo che è una sequenza di problematiche che si sommano l'una all'altra e portano al deficit del sistema come stiamo assistendo in questi momenti. Ci sono detenuti che soffrono a detenzione quando questo non dovrebbe accadere e di riflesso anche gli agenti ne risentono a cascata l'effetto, perché chiaramente se c'è una popolazione detenuta piuttosto serena, gestibile, per gli agenti controllare l'ordine e la sicurezza sarebbe molto più semplice. Questo purtroppo non avviene. Non voglio entrare in merito ai fattori che sono stati toccati adesso, quelli riguardo ai telefonini o alla droga o alle armi che vengono ritrovati, perché questo è un problema che ora sta aumentando, ma purtroppo c'è sempre stato, quindi un filtro maggiore, una particolare attenzione su questo tipo di ingressi bisognerebbe sicuramente porla. Io sono contrario a questo genere di manifestazioni, non so come chiamarli. Conosco detenuti che l'hanno usato, li conoscevo, alcuni hanno subito anche le giuste conseguenze della loro scelta. Però credo che anche lì di fondo c'è alle volte il richiamo della famiglia, il desiderio di sentire più spesso la voce del proprio caro. Poi ci sono gli altri che invece vogliono ostentare forza, sicurezza, opulenza o spessore o caratura delinquenziale, e quelle sono altre gestioni. Al di là di queste carenze affettive, voi garanti dei detenuti toccate con mano anche situazioni molto gravi come quelle di detenuti che soffrono di gravi patologie e che nonostante questo continuano a essere detenuti in un trattamento carcerario uguale agli altri. Certo, anche qui bisogna fare una distinzione. Il sistema penitenziario predispone nell'area sanitaria che dovrebbe gestire all'interno delle mura i casi sanitari, anche quelli piuttosto gravi, ma ce ne sono alcuni, ovviamente, come può capitare dappertutto, che sono ingestibili, cioè hanno dei tratti distintivi che dovrebbero, per garantire la salute della persona, spostare l'individuo dalle mura penitenziarie a una collocazione diversa. Ecco, avete qualche caso, avete toccato direttamente qualche caso, qualche esempio? Sì. Io temo sempre, quando comincio a parlare dei casi sanitari, di allungarmi molto, quindi la prego di interrompermi qualora io mi allunghi. Lo farò. Ci sono casi, ad esempio, di tumori. Ci sono detenuti anche piuttosto grandi d'età che hanno tumori che li rendono di difficile gestione la loro permanenza all'interno delle mura, hanno bisogno del piantone, persone che se lei le vede sono quasi assenti perché hanno difficoltà anche psichiche. Conosco sempre un detenuto che mi ha chiamato ieri, ma era già stato un anno per differimento pena per gravissime patologie, è un catanese tra l'altro, e adesso dovrebbe essere forse operato in Francia tra l'altro, perché ha un tumore
all'interno tra la parte anteriore e posteriore del cervello e da un momento all'altro rischierebbe la morte. Attualmente per la scadenza dei termini del differimento pena si ritrova un'altra volta in carcere. Bisogna fare in fretta per ripristinare questa soluzione che era già stata adottata dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli, per portarlo poi in una condizione domiciliare dove può essere gestita meglio. È chiaro. Poi ci sono anche giovani. No, le interrompo perché vedo che intanto si è collegato con noi l'europarlamentare Giuseppe Antoci. Benvenuto, mi sente? Sì, buonasera, buon pomeriggio a tutti voi. Bene, stiamo parlando ovviamente del sovraffollamento delle carceri, un tema che ha sollevato all'attenzione del ministro Nordio anche l'ex sindaco di Roma Alemanno. Gli ha scritto una lettera con dei dati, 62.000 detenuti a fronte di una capienza, chiedendo, al di là delle misure dei carceri in costruzione e anche delle misure alternative. Nordio ha replicato: non siamo come in Arizona o in California, dove c'è il deserto e si può costruire quello che si vuole. Qui mancano soprattutto gli spazi. Ecco, lei ha qualcosa da replicare invece a Nordio? No, guardi, siamo rimasti impietriti da queste dichiarazioni del ministro, anche perché, soprattutto perché sul suo tavolo ha una proposta, oltretutto dopo una mia interrogazione parlamentare ispettiva in Parlamento europeo, di un comune della provincia di Messina che ha destinati 100.000 metri quadrati con destinazione urbanistica già per penitenziari, un luogo che era stato finanziato tanti anni fa con circa 50 milioni di euro per la costruzione penitenziaria dal governo Monti, che poi fu bloccato. E questo sito, dicevo, che è a Mistretta, diciamolo, è a Mistretta in provincia di Messina. Questo sito è destinato già urbanisticamente a penitenziario. Delle tre cose che ha detto il ministro, non ci sono luoghi, nei luoghi dove ci sono i cittadini non li vogliono, e ci sono vincoli dappertutto. A Mistretta non c'è nessuna di queste cose, perché il sindaco ha già fatto una dichiarazione riportata dal Corriere della Sera che è pronto a donare il terreno per la costruzione del penitenziario. I cittadini di Mistretta sono felicissimi a riavere il carcere perché c'era e l'hanno chiuso. Non c'è nessun vincolo, e in tutto questo c'è anche una sorgente d'acqua che arriva a cascata in questo terreno, dove praticamente ci sarebbe anche un risparmio enorme di quantità di acqua. Quindi allora, dovete farglielo sapere al ministro Nordio. No, guardi, scusi, io mi rifiuto di pensare che un ministro della Repubblica non sappia quello che dichiara un sindaco sul Corriere della Sera, quello che arriva dalla Commissione europea dopo una mia interrogazione parlamentare e dopo decine e decine di persone, anche organi politici, che hanno detto: guarda che a Mistretta c'è questa cosa qui, approfittiamone. Il risultato qual è? Che sostanzialmente si ignora tutto questo, e vorrei capire per quale ragione. Ma soprattutto il tema di fondo è che il Ministero della Giustizia italiano ha chiesto i fondi del PNRR all'Europa, mettendo per iscritto che avrebbe fatto ampliamento delle carceri che ci sono e nuovi penitenziari. Allora, qua la dobbiamo finire di lasciare le persone in una cella dove ci possono andare al massimo 5 persone, dove ce n'è 10-12, perché non è un'attività dignitosa. Glielo dice uno che ne ha mandate decine in carcere, ne continua a mandare, ma noi non possiamo violentare la dignità dell'essere umano. Benissimo. E quindi questa vicenda imbarazzante deve avere una risposta, perché mi deve spiegare altrimenti il ministro per quale motivo sta ignorando questa cosa qui. Benissimo, vedremo se dalle pagine di qualche altro quotidiano nazionale il sindaco risponderà. Vi chiedo a De Fazio di rispondere brevissimamente, perché poi dobbiamo fermarci per la pubblicità. No, io sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto dagli altri suoi ospiti, sia dal garante, ma anche rispetto alle condizioni di vita poi dei detenuti e degli operatori, che sono evidentemente legati a doppio filo, perché oltre a quello che diceva il garante rispetto alle condizioni e allo stato d'animo conseguenziale dei detenuti, io vorrei sottolineare che questo è vero anche per quel che concerne il personale che, uso dire, sconta le pene dell'inferno per la sola colpa di essere al servizio dello Stato. Allora,
personale nei confronti del quale non vengono rispettati neanche diritti di rango costituzionale, probabilmente, secondo quello che è l'animo umano, scusate, non è neanche ben disposto nei confronti dell'utenza in generale, perché si vede sottopagato, maltrattato, eccetera, eccetera. Ma rispetto a questo programma di costruire nuove carceri, oppure, come chiedeva per esempio Alemanno, misure alternative, brevemente? Ma intanto i politici si dovrebbero interessare del carcere prima di finirci dentro, ecco, mi perdoni la battuta, perché poi Alemanno ha avuto anche ruoli di governo, è stato ministro di questo paese. Allora io credo che vada abbattuta la densità detentiva, poi lo si potrà fare attraverso le scelte politiche. Io credo anche che l'unica immediatamente realizzabile sia appunto il maggior ricorso a misure alternative. Per esempio, vedo che c'è un'apertura persino del Presidente del Senato alla proposta di legge Giachetti, che permetterebbe una maggiorazione della liberazione anticipata, rispetto a cui vorrei sottolineare, e concludo, agli oppositori rispetto a quella norma, che oggi c'è una maggiorazione della liberazione anticipata di fatto sotto forma di rimedi risarcitori che vengono riconosciuti dalla magistratura di sorveglianza per trattamento inumano e degradante, indipendentemente dal comportamento carcerario, a quei detenuti che si possono permettere di intentare un procedimento, diciamo, nei confronti dell'amministrazione. Allora io saluto l'onorevole Antoci, perché so che ha una seduta che deve seguire. Noi ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio per parlare della situazione nelle carceri. Abbiamo sottolineato il sovraffollamento, la carenza di organico e la disorganizzazione, però vogliamo chiudere anche con una nota positiva, e così vi raccontiamo il progetto che è stato portato avanti nel carcere di Trapani con i detenuti della casa circondariale Pietro Cerulli, che hanno realizzato, li vediamo, i quadri di una mostra, di un percorso creativo che si intitola Copie d'arte famose, laboratorio promosso all'interno dell'istituto grazie alla diocesi a un artista che è qui con noi collegata, Giusy Pennelli. Giusy, benvenuta. Fra l'altro era anche per te la prima volta che entravi in un carcere e superavi, insomma, quei catenacci. Che sensazione hai avuto? Tanto buonasera a tutti e grazie dell'invito. La sensazione, il primo impatto non è stato bellissimo, l'impatto è stato paura, timore, non riuscire quasi a respirare in un certo senso. Però poi dopo il primo impatto, insomma, i ragazzi sono stati molto carini nei miei confronti, mi hanno subito cercato, insomma, mettere a mio agio. Ecco, ma per molti di loro, forse per tutti, era la prima volta che tenevano in mano un pennello. Assolutamente sì, infatti la cosa particolare è stata proprio quella, nel senso, la prima lezione abbiamo parlato dei colori, alla seconda lezione già ho detto ragazzi dipingiamo, quindi loro mi hanno guardato così e mi hanno detto professoressa subito dobbiamo iniziare, noi non abbiamo dipinto mai, ho detto dai benissimo, meglio ancora, cominciamo. Ecco, abbiamo visto poco fa questo percorso che avete realizzato, si chiama Copie d'arte famose, la tela che avete scelto è una tela famosissima, l'abbiamo vista, è La notte stellata. Perché questa scelta? La scelta è stata mirata intanto perché è una delle tele, insomma, più conosciute e più famose di Van Gogh, diciamo. E poi di Van Gogh, sì, esatto, di Van Gogh. Dopodiché l'ho scelta apposta perché Van Gogh l'ha dipinta quando era in manicomio. Era stato riguardato in manicomio per un periodo e l'ha dipinta attraverso diciamo la finestra, dalla sua finestra della cella, no? Del grate, ha visto questa notte stellata e l'ha dipinta. Quindi anche a loro, mentre loro dipingevano, ho spiegato un po' questa storia, virgolette, ho parlato di Van Gogh, quindi si è creato anche una bella atmosfera. Loro mi facevano delle domande, erano molto interessati. Sono stati molto rispettosi verso, a parte con me, dico, ma verso proprio questo progetto. Si sono impegnati tanto, erano fiduciosi nel fare, nel creare e nel voler riuscire a fare qualcosa di bello.
E poi c'è stata anche la mostra, quindi qualcuno di loro anche ha potuto varcare in questa occasione le soglie del carcere. Giovanni Villari, ce ne sono tanti progetti di questo tipo all'interno delle carceri, di tutti i tipi, forse ce ne dovrebbero essere ancora di più, no? Hanno un forte impatto sulle loro vite. Sì, certamente, ogni progetto, anche ogni corso che si riesce a costruire, progettare, realizzare dentro il carcere fornisce stimoli ai detenuti che spezzano la monotonia della loro detenzione, perché uno dei più grandi rischi per il detenuto è proprio la tedia, non fare nulla, non avere un obiettivo, e quindi sei come una persona che dentro quell'ambiente vaghi senza una meta, e questo distrugge buona parte della psiche, anche della propria volontà. E il detenuto deve essere visto non come una persona da gestire, ma come un individuo di fare un percorso di trattamento e reinserimento per portarlo nuovamente nella società. Vi leggo un messaggio, ci sono arrivati alla nostra linea 342 745 5005, un commento diciamo abbastanza scontato: se sono in carcere scrivono è perché hanno fatto qualcosa, non sono mica in villeggiatura. Gennarino De Fazio, questa idea hanno la televisione, sono in villeggiatura, ormai l'abbiamo sentita tante volte, no? È una villeggiatura? No. Che tendenzialmente hanno fatto qualcosa, e dico tendenzialmente perché comunque ci sono soggetti in attesa di giudizio, così come ci può essere paradossalmente anche l'errore giudiziario, ma non è questo che ci riguarda il fatto che lo scontare una pena non significa che debba essere annullata la dignità umana, ma che debba avvenire nel rispetto della Costituzione, perché quando lo Stato non riesce a rispettare le sue leggi non è neanche autorevole, e poi assistiamo magari ai video su TikTok. Ma spesso questi progetti vanno avanti perché ci sono dei direttori, spesso delle donne illuminate, no? Mentre la burocrazia continua a mettere sempre i bastoni in mezzo alle ruote, è così? Sì, grazie alla buona volontà di pochi, perché non c'è un'organizzazione complessiva che consenta, anche attraverso l'adeguatezza delle risorse umane, di poter gestire queste iniziative che poi sono essenziali per ridare appunto senso alla detenzione nell'alveo dell'articolo 27 della Carta Costituzionale, anche ai fini dell'abbattimento della recidiva, perché se no, attraverso una detenzione bella e buona, senza nessuna attività di recupero, oltre a perdere del tempo, dobbiamo ricordare, si sprecano anche risorse pubbliche, che sono di tutti noi, anche di quel signore che ha mandato quel messaggio. Siamo in chiusura. Giovanni Villari, l'ultimo commento, sentivo che approvavi in sottofondo. Sì, d'accordo con quello che ha detto Gennarino De Fazio. Voglio rispondere e dire che il carcere non è assolutamente una villeggiatura. Non abbiamo tempo per descrivere tutti i problemi che ci sono all'interno della struttura penitenziaria, del sistema penitenziario adesso italiano. Stiamo tentando di fare una riforma come c'è stata già nel 75, che già in parte avrebbe potuto risolvere questioni che, sebbene affrontate dalla legge, non sono ancora, ad oggi non sono ancora state risolte. La carenza di personale, le strutture penitenziarie che sono precarie. Io, più che costruire altri istituti in questo momento, cercherei di sanare quelli già esistenti. Mi trovo adesso in un carcere che in questo momento non c'è acqua, ad esempio. E quindi bisogna con l'autobotte avanti e indietro portare l'acqua, perché i detenuti sono senza acqua. Siamo a questi paradossi. Vogliamo costruire altri istituti, non abbiamo personale, non ci sono funzionari, non ci sono poliziotti, non c'è quindi l'ordine e sicurezza. Quali istituti vogliamo costruire? Cerchiamo di rendere più efficienti quelli che già abbiamo. E mi fermo. Giussi Pennelli, la privazione della libertà per me, no, uomini e donne libere, è già una sofferenza. E tu mi hai raccontato un fatto tuo personale che mi ha colpito, cioè che dopo che tu sei stata la prima volta in carcere, che esigenze hai avuto? Dove sei voluta andare subito? Subito sono uscita, sono andata al mare. Subito, la prima cosa che ho pensato di fare e che volevo assolutamente fare, perché in realtà quel frangente, quando io andavo a fare lezione, ero come se fossi detenuta anch'io, in un certo senso. Io lasciavo tutto, cellulare, tutto quello che avevo, stavo con loro più di 2 ore dentro l'aula, e quindi quando uscivo di lì mi sentivo veramente, cioè dentro mi sentivo soffocare, quindi avevo bisogno proprio di questo respirare. Grande spazio, di questo orizzonte. Sì. Ed lo comprendiamo. E allora
Il tempo a disposizione è finito, ringrazio i nostri ospiti, Gennarino De Fazio della Polizia Penitenziaria della UIL, Giovanni Villari, il garante dei detenuti di Siracusa. Grazie. E ancora appunto Giusy Pennelli, nomen si diceva una volta, artista, che ha portato questa mostra all'interno del carcere di Trapani. Grazie come sempre Grazie a a voi che ci voi, seguite da grazie. casa.